annunciano sia il nome del Mossiere, in largo anticipo, perché prima era la prerogativa del sindaco, lo diceva addirittura il giorno stesso in cui si doveva fare la prova, sia il nome dell'artista che quest'anno farà il palio, il ceggio. È stato scelto con complimenti il nome del Mossiere, dopo esserci consultate, sbagliati vari nomi che potevano essere all'altezza di fare il palio di Pian Castagnai, comunque non è un palio così semplice come uno pensa, per la caratteristica della voglia, della volontà, del desiderio di vittoria a parte tutte le contrade, e che quindi un paio anche che sentiamo in vari Mossieri, insomma, vengono anche con una certa apprensione, eccetera. Devo dire che gli ultimi due pali fatti dalle Mossiere e da Gagliardi sono andati nella tranquillità, però ripetere l'esperienza poteva essere di nuovo nell'ambito della tradizione eccetera, ma è anche giusto cambiare qualche volta per creare nuove aspettative, no? Quindi anche qui però abbiamo preso un Mossiere che si è già distinto in altri pali, che più di me poi ne parlerà l'avvocato riguardo al Mossiere, si è distinto in altri pali per la sua competenza e professionalità, è un toscano, viene da una tradizione però di Mossieri. Devo dire che si può dire che poi è un po' il discepolo, in quanto già Pian Castagnai la conosce perché è venuto qui con lui di un nostro Mossiere comune amico che ha fatto la prima mostra quando ero sindaco io. Devo dire non l'avevo scelto io per onestà di causa, non l'aveva scelto l'amministrazione precedente, ma io condivisi subito perché comunque lo conoscevo quando allora era 18enne, quindi il capostrano della vita arrivò in quella maniera. Fu un palio abbastanza particolare perché ci fu un po' addirittura fu rimandato in un giorno causa il tempo, causa un po' di inquietudine che era sopravvenuta. Comunque riconosco a Renato la sua grande professionalità. Anche quest'anno abbiamo sentito Renato per una questione di amicizia, eccetera, e poi però ci siamo indirizzati su quello che è la persona che ha fatto il palio di Ferrara, l'ultimo palio di Ferrara, che ha condotto bene questo palio, e quest'anno avremo l'onore di averlo qui a Pian Castagnaio, avendoci dato la sua disponibilità. Ora sul Mossiere lascio la parola però all'avvocato perché come sapete non sono un grande esperto l'ho sempre detto, di palio, e condividere insieme però insieme ai magistrati il nome e portarlo avanti e dirlo fin da ora in modo che non ci siano poi problematiche in futuro, credo che sia la cosa innovativa che per la prima volta c'è nel comune di Pian Castagnai. Allora, è un'innovazione. Quest'anno qualcosina già abbiamo iniziato con qualche innovazione a livello di magistrato delle contrade, stiamo lavorando sul regolamento e ci lavoreremo anche insieme all'amministrazione. Penso che lavorare insieme sia fondamentale, non solo perché ci consente di capire anche punti di vista che sono diversi da quello del puro contradaiolo. Io mi ritengo un puro contradaiolo, nel senso che non mi sgancio da quel tipo di mentalità, però è importante avere anche questo tipo di visione. Con il sindaco finora mi sono veramente trovato bene, nel senso abbiamo sempre avuto un tipo di confronto molto diretto, leale e anche cordiale, tra le altre cose. Quindi quando è venuta fuori questo discorso del Mossiere, il sindaco mi ha anche chiesto cosa ne pensavo, eccetera eccetera, abbiamo condiviso il nome eccetera, è venuto quasi anche naturale, quasi spontaneo pensare ad annunciarlo subito perché è un qualcosa di nuovo, perché
perché penso che sia anche la cosa giusta, perché entrare nel prima palio è fondamentale per le contrade, penso che sia anche un bene per il paese, sapere il nome del mossiere, il nome di chi dipinge il palio, già ci proietta al 18 d'agosto. Farlo a distanza di 2 mesi non fa assolutamente male. Ora ci appropinquiamo al mese di luglio con le feste delle contrade, quindi penso che sia giusto anche dare questo tipo di informazione. Il mossiere è Davide Busatti, persona che conosco bene, l'ho conosciuta nel corso degli anni. Busatti. Davide Busatti, toscano, non vorrei dire una cavolata, ma cortonese o comunque della zona, persona preparata, persona che già da 3 o 4 anni ha iniziato a fare il mossiere. Quest'anno si è distinto secondo me nel palio di Ferrara perché ha veramente dato una mossa, penso perfetta dal punto di vista tecnico, nonostante che anche quello non fosse un palio proprio facile. E sì, Palio di Bientina, esatto, Palio di Bientina l'anno scorso, quest'anno le corse di addestramento a Fucecchio, insomma è un ragazzo che si dà da fare. Ecco, come dice anche il sindaco, ha detto, è un discepolo di Renato Bircolotti, nel senso che è venuto a Piano molte volte come controstarter, quindi ci conosce bene, sa anche che il nostro palio non è un palio facile per il mossiere, sa che ogni tanto, ecco, diciamo che si presentano delle situazioni un pochino più difficoltose, però è assolutamente volenteroso, preparato e sa benissimo quello che deve fare. Penso che sia una bella cosa il fatto di aver condiviso questo nome. Ringrazio veramente il sindaco per l'opportunità, perché mi ha fatto veramente piacere, e lo ringrazio ancora di più perché ecco, ci siamo trovati d'accordo nel comunicarlo prima quest'anno. È una cosa che non è stata discussa, lo dico prima che ci possa essere, non è nemmeno stata discussa con le contrade. E questo me ne faccio carico io, nel senso, è una prerogativa del sindaco scegliere il mossiere, quindi il sindaco avrebbe potuto in qualsiasi momento dirlo, non dirlo e scegliere come voleva. Quindi il fatto che l'abbia condiviso con me mi fa molto piacere, e il fatto che lo diciamo oggi me ne prendo anche la responsabilità, diciamo, però va bene così. Ecco, penso che faccia bene al palio e faccia bene alle contrade fare questa cosa. Detto questo, sul mossiere molto altro da dire non c'è. Passiamo invece al palio. Questa sia anche prerogativa del sindaco. Anche su questo ci siamo sentiti più volte, eccetera, e mi fa piacere che mi abbia interpellato e chiesto più volte. Non sono un grande esperto di arte e di artisti, nel senso che posso essere un fruitore un po' così, un po' alle prime armi, quindi forse non ho nemmeno gli strumenti, in questo caso non avevo veramente gli strumenti per consigliarlo, e quindi siamo arrivati invece a un'artista donna che insomma ha sicuramente un curriculum di tutto rispetto e che penso che ci possa veramente regalare un'opera d'arte da esporre nei musei delle contrade. Faccio questo riferimento ai musei delle contrade molto velocemente perché penso che le contrade di Piancastagnaio abbiano uno scrigno dove custodiscono veramente dire capolavori forse si riferisce a epoche diverse, però veramente delle opere d'arte da tempo, anche grazie a persone che nel tempo si sono adoperate per questo. Però lascio a questo punto la parola al sindaco. Fermamente devo dire, io ho scelto, questo è il 4º palio che ho scelto, perché il primo palio era di competenza della precedente amministrazione. Ho fatto un po' un'alternanza, ho preso il primo palio con Paolo Borghi, un grosso artista di fama internazionale, devo dire riconosciuto anche ora ultimamente, quello che ha fatto il sepolcro a Romero, il nuovo santo Vescovo Romero, quindi
fatto fare dal Vaticano, quindi come ho detto un artista di fama internazionale, uno scultore rinomato del Varisotto, amico mio di vecchia data, anche lui eccetera, la gioventù. Devo dire che a me l'arte è sempre piaciuta, la mia laurea in lettere mi ha portato a dare 3 esami di storia dell'arte, ma mi è rimasto insito proprio questo amore per la pittura. Io sono un po' più per la pittura classica che non per la pittura moderna. Dopo di lui è subentrata una donna e questo mi fa piacere proprio perché ho fatto questa alternanza uomo-donna, di nuovo uomo-donna, no? Quindi un artista di grande affermazione come Paolo Borghi, poi la Cecilia Rigacci, anche lei senese, che ha fatto un palio anche a Siena con una sensibilità, si vede proprio di donna, questo dipinto etereo di questa donna con il bimbo che passa, l'altro invece era la forza di uno scultore che diventa pittore, no? Io ricordo quando a Paolo Borghi dissi, ma io sono più scultore, dissi anche Michelangelo aveva la stessa cosa e poi ha dipinto la Sistina, quindi per noi è un onore averlo fatto diventare, no, devo dire che non siamo a livello Michelangelo, poi non si saprà mai, esatto. Però la Cecilia Rigacci, anche lei con la sensibilità femminile, ha fatto questo bellissimo dipinto per il palio. Poi ho avuto l'altro grandissimo artista, che in questo momento gli faccio anche un grosso augurio perché purtroppo non si sente molto bene, che è Silvano Campeggi, un palio, un uomo di un'età veneranda, 92 anni, ma con una freschezza del dipinto che ancora tutti riconoscono, che dopo aver fatto il palio qui a Piancastagnaio ha fatto una grande mostra a Palazzo Pitti a Firenze, quindi è stato riconosciuto in una sala d'arte di Palazzo Pitti la mostra che gli ha ordinato proprio il Comune di Firenze, un artista che anche lui ha la galleria degli Uffizi proprio dipinti, quindi devo dire è un vanto per il Comune di Piancastagnaio avere artisti di questa fama. Voglio ricordare anche però gli artisti precedenti, purtroppo quest'anno è andato via Maglioni, che è stato uno che devo dire, una persona che ha portato qui a Piancastagnaio artisti di grande fama e di grande spessore, e come diceva il nostro magistrato hanno arricchito un po' le contrade di queste opere d'arte. Io mi auguro che il mio mandato, siamo al termine del mio mandato, che però non rimangono una nicchia soltanto di ogni contrada. Fare magari una riproduzione oggi è molto facile, no? Dei dipinti anche in maniera fotografica, che fanno un museo che sia fruibile a tutti, invece di andare eccetera eccetera, non sarebbe male. Cioè una mostra proprio di tutti i pani che esistono nelle contrade. Noi l'abbiamo ripreso attraverso delle tele, di fare le tele di tutti, forse potrebbe essere un'occasione per visitare, quest'anno non faremo un tempo, ma per visitare tutti i nostri pari con artisti importanti. Quindi anche una memoria su Maglioni credo che sia necessaria in un momento che ci ha lasciato questo Maglioni Gilberto, che ha dato lustro tramite anche Donzello, l'amico di Donzello che è venuto qui, hanno fatto questi pari. Quest'anno una novità, Alessandra Lettere, anche lei vicina, una toscana però molto vicina al territorio, maremmana di Pitigliano, un artista che ha lavorato anche in America, un'artista e anche lei di arte classica, una grande restauratrice, anche quindi con il senso del bello, giovane, è una ragazza del 1969, Alessandra Lettere, poi andrete, vi lasciamo anche il curriculum, che credo che emozionata anche quando io gli ho proposto di fare il palio, di farlo per Piancastagnaio, perché come ha detto lei è un onore, anche per lei è un prestigio palio, quindi lo farà con emozione e con amore, quindi credo che anche questa alternanza uomo-donna è significativa, insomma, oggi si parla molto di questa parità di genere, quindi
Quest'anno può darci sia anche la sorpresa che ci siano 3 donne forse, no? Cioè sia può darsi, stiamo tentando di fare questo, sia per il palio ma anche per il coupé e per altre bacchette, quindi sarebbe il momento della... Gli altri autori non sono ancora definiti. No, quindi ci stiamo veramente Stiamo lavorando perché soprattutto sul cupello, essendo una scultura, vorreste fare tutte donne che ci stiamo lavorando, ci proviamo, ci stiamo lavorando, ci piacerebbe molto avere 3 artiste che lavorano per il palio di quest'anno il Castelmagno. palio all'insegna femminile, comunque lo è già come significato il fatto che il palio è la cosa, cioè che più insomma è di presenza eccetera, venga fatto da questa Alessandra, come ho detto, una ragazza di Pirigliano che si è distinta per la propria capacità eccetera, che vorrei usufruire, lo dico con molta chiarezza, anche per cioè sarà lanciata un'idea dal magistrato, quello di vedere le nostre Madonne dipinte per i vari pubblici a Castagnari, nelle varie situazioni. Ho sentito una signora per esempio in Borga, c'è un bellissimo dipinto di una piccola della Madonna che ha bisogno di essere restaurata. Io gli ho già accennato se è disponibile a restaurarci anche qualche nostro tabernacolo che è sparso per il paese. Abbiamo già indetto la gara per il discorso di fare la pista, quindi la pista sarà pronta come al solito entro il 20 luglio, come noi devo dire, a questo punto siamo stati sempre puntuali, consegnata la pista nel momento utile, quindi non ci dovrebbe essere problemi di altra natura. Bene. Si corre con mezzi sangue, perché si corre con mezzi sangue.